Abbiamo voluto dedicare assieme all'Associazione Carabinieri con il suo maresciallo Rampin la stazione appunto al Carabiniere Ferretti, perché è stato esempio di un carabiniere, di un militare che ha rischiato la vita per difendere il nostro territorio. Le autorità, gli alunni delle scuole, la gente comune, a Pederobba la presenza commossa della nipote Alessandrina, l'intitolazione della caserma dei Carabinieri ad Antonio Ferretti, classe 1898, medaglia di bronzo al valor militare, che tra il 26 e il 28 ottobre del 1918 oltrepassò il ponte di Barche sul Piave sotto i colpi delle mitragliatrici, mantenendo la posizione e consentendo così il passaggio delle truppe e il soccorso dei feriti. L'esempio del Carabiniere Ferretti spero che sia stato un messaggio chiaro alle nuove generazioni, il voler bene al nostro territorio, essere orgogliosi di essere italiani e difendere la nostra comunità. Un'intitolazione che rientra tra le celebrazioni del centenario della Grande Guerra, in cui non è mancato anche il ricordo dell'ex comandante di stazione Mariano Stefani, travolto e ucciso da un'auto 2 anni fa, poco lontano da qui. Ha dato sicuramente un grandissimo esempio a questo territorio, a ciascun carabiniere, a ciascun cittadino, e quindi per noi era doveroso, in una giornata di festa, in una giornata importante qui a Pederobba, ricordare le sue gesta, il suo esempio, il suo sacrificio. Un'occasione per fare anche il punto sulla sicurezza. La stazione copre i territori di Pederobba e Cavaso del Tomba, che si considerano isole tutto sommato tranquille. Con i Carabinieri di Pederobba abbiamo un rapporto ottimale, non facciamo tanti proclami, lavoriamo bene senza dare troppo risalto alle cose, ma è proprio quello che ci consente di avere risultati importanti. Una celebrazione tenuta proprio nella settimana in cui al Veneto sono stati destinati oltre 200 nuovi carabinieri, 24 nella Marca. A rafforzare proprio le stazioni e le tenenze sul territorio, perché sono gli elementi fondamentali della sicurezza in Italia, del controllo e della sicurezza dei cittadini, per rinsaldare questo rapporto di fiducia che dura da oltre 200 anni.